Venezia, 4 secoli dopo, si affida ancora alla Vergine per vincere il Covid e superare una crisi sanitaria, sociale ed economica che ha profondamente intaccato il tessuto della città. Tanti veneziani non hanno voluto rinunciare, opportunamente distanziati e nel pieno rispetto dei protocolli vigenti, al pellegrinaggio nel giorno della festa della Madonna della Salute. Sono immagini che passeranno alla storia, quelle che Antenna 3 ha portato nelle case dei veneziani e dei veneti, in una basilica mai così sguarnita il 21 novembre, durante il pontificale presieduto dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia. A lei affidiamo coloro che sono contagiati dal male, i loro familiari, i medici, gli operatori sanitari, i volontari, chi decide del bene comune. A lei affidiamo anche quanti in questi mesi hanno perso dolorosamente e spesso in solitudine la vita. Il patriarca Francesco ha voluto esprimere la sua vicinanza al mondo del lavoro e poi ha ringraziato il Papa. Ho voluto raggiungere la basilica in gondola perché? Perché vedo nei gondolieri non solo uno dei simboli di Venezia, ma le attuali grandi fatiche dei lavoratori, delle loro famiglie. Siamo grati al Papa, non solo per averci consegnato l'enciclica Fratelli Tutti, ma anche per il dono speciale di questi giorni che ha fatto alla nostra Chiesa di Venezia, estendendo la possibilità dell'indulgenza plenaria che riceveremo con la sua benedizione, quella del Papa. Nell'omelia non è mancato un richiamo forte alla politica. Se poi la politica, non parlo della nostra, ma in genere, litigasse un po' meno, sarebbe anche una benedizione celeste. Una celebrazione toccante che, grazie ad Antenna 3, ha raggiunto tutto il patriarcato e il Veneto. Al termine, campane a distesa e benedizione dal sagrato della basilica come avviene al Redentore. Anche questo per la prima volta nella storia, oggi. Dio misericordioso.